Dimmi, dimmi, dimmi. Io sono... concentrato, ma te sento, eh? Te sento forte e chiaro, dimmi. Dimmi, dimmi, dimmi. Che cos'è? È per le pecore, per la parrocchia per le pecore, per i pecoroni, i bigotti, i sottomessi, i succubi da chiesa, per quelli che fanno quella cosa là, che vanno la domenica a parrocchia. Ma ha chiesto Don Adamo? Ma ha detto fammi un nuovo volto del Dio nel mondo temporale oggi, tu che i soldi bastano mai, ho detto di sì e questo è il risultato. E poi io diciamo, e io l'ho pure frequentata la chiesa per tanti anni da ragazzino, ti ricordi, facevamo le cose insieme, 2 o 3 anni, i matrimoni, i Via Crucis, i rosari, i mortacci loro, poi dopo che poi con me ci hanno pure provato, sì, ma lo fa diventare prete, poi è diventato predicatore. Ah, pure con te? Ah, che in quel senso? Ecco, mi viene come un flashback di quello là. C'avevi qua la camminata quando uscivi dall'oratorio che ti diamo tutti per culo, diciamo ecco è arrivato culo di pomma, ecco, culo di pomma, ti è, e ti facevi, ecco, mo ho capito perché la... Ecco, non lo sapevo. È poi brutto, È passato? È passato? Vabbè. E non mi cambia più la musica dalla sigla iniziale.